Erano nascosti nel rimorchio di un camion bulgaro, fermo in un piazzale di un distributore sulla Romea a Mestre. Ormai privi di forza e a corto di ossigeno, hanno tentato di farsi sentire battendo i pugni contro le porte del tir. Le loro voci flebili di rumore non sono passati inosservati ad un automobilista che ha immediatamente dato l'allarme. Sul posto è intervenuta la squadra mobile della polizia che ha aperto il mezzo ed ha soccorso i due sedicenni afghani che stavano morendo per asfissia. È questo l'ennesimo caso nel veneziano. Poteva trasformarsi in una tragedia come accaduto alcuni anni fa proprio nel veneziano, quando un ragazzino di appena 13 anni era stato travolto dal tir sotto il quale si era nascosto per eludere i controlli, ed ancora solo 2 anni fa un altro giovane ventenne morto asfissiato nel camion. Ed oggi l'epilogo fortunatamente è stato diverso. I due sedicenni sono stati curati e salvati ed ora si trovano in una comunità protetta per minori. Ovviamente sono in corso le indagini da parte della questura per far luce sulla vicenda. Il camionista, a quanto pare, sarebbe stato all'oscuro di tutto, ma questo si va ad aggiungere anche alla questione dei profughi. Un allarme in tutti i sensi, tuona la polizia. In Veneto, solo nello scorso weekend, ne sono arrivati già 254, altri 300 in queste ore, 74 solo a Venezia. Voglio ricordare che le forze dell'ordine, la Polizia di Stato continuano ad avere pochi uomini, non ha mezzi, non ha benzina, non ha niente, perché adesso siamo arrivati che anche i capi dismessi della polizia vengono dati ai profughi. Una volta fotosegnalati, i profughi scappano e poi bivaccano sulle strade, con il risultato che i cittadini ci chiamano perché hanno paura. Insomma, c'è una percezione di insicurezza. Noi siamo assolutamente preoccupati perché il personale, oltre ad aver paura per quelle che sono le questioni sanitarie, teme comunque il fatto che quando si deve andare a intervenire non si capisce bene che cosa bisogna fare, perché gli si può fare il decreto di espulsione? No. Gli si munisce di biglietto di invito? Sì. Ma un biglietto di invito per andare dove? Oltre ai problemi, non di poco conto a livello sanitario, ci dicono, c'è anche la questione della sicurezza. E nel frattempo queste persone pretendono da noi tutta una serie di beni che noi non siamo in grado di dare, perché la crisi è dilagante per tutti, quindi non abbiamo un futuro da dare a loro, perché non abbiamo un futuro da dare neanche a noi stessi.